Dottore Meloni ha vinto il ricorso contro la Regione che aveva detto no al suo referendum per l'indipendenza della Sardegna. La soddisfazione di Meloni al microfono di Fabrizio Serra. Noi è un diritto che come sardi non saremo gli unici in tutto il mondo che non possiamo dare il nostro parere, no? Per cui il giorno un giudice sardo in punta di diritto, con la legge, deciderà se dobbiamo votare o non dobbiamo votare, fra i quali anche lui dovrà votare, dovrà decidere in teoria anche per se stesso. Chi pensava che il referendum consultivo sull'indipendenza fosse ormai messo da parte non aveva fatto i conti con la determinazione di Dottore Meloni, da sempre in prima fila nella battaglia autonomista. Il 7 giugno l'ufficio regionale del referendum aveva deliberato l'inammissibilità della consultazione popolare, ma il ricorso del numero 1 della Repubblica di Maluentu gli ha dato ragione. Martedì prossimo alle 10:30 Meloni comparirà davanti al giudice del Tribunale di Cagliari insieme alla Regione. Una piccola grande vittoria. Il presidente Cappellacci, il governatore Cappellacci, mi ha detto pubblicamente ai mass media che lui perorava ed era d'accordo perché il referendum si facesse. Adesso sarà messa alla prova. Cosa farà il 14 il presidente Cappellacci? Domanda da 1 miliardo di euro. La soddisfazione è che oggi, che parlo di referendum per l'indipendenza, lo Stato italiano è stato costretto a ridarmela ed è qua. Per cui vuol dire che noi la bandiera non la maniamo mai e mai la manieremo.